È andata bene oggi? Sì, è andata bene, ma io lo devo a Dennis, arrivare con lui è un onore immenso, ma veramente immenso. Era Danilo De Conti, io passo la parola a Dennis Meneghelli, anche tu una gara pazzesca. Il percorso l'avete trovato, voi correte molto spesso queste distanze anche molto più ampie, l'avete trovato molto selettivo oggi? Molto selettivo, anche perché è molto veloce. Di Sarmene. Il caldo è stato fondamentale. Per fortuna acqua ce n'era. Io personalmente 2 litri li ho fatti fuori, quindi non c'è niente da dire. Considerazione su questa Pedro Vitica Eco Marathon? Buttala lì. È sensazionale. Dura, non molla mai, neanche la discesa. Sensazionale anche Boris Daren, vittoriere di Sarmene. Thomas Lorenzi. Thomas Lorenzi vedo che ha fatto una cosa intelligente, si è applicato l'altimetria, così al dubbio sapeva come regolarsi. Grande Thomas Lorenzi. Riconoscevo queste montagne, complimenti, avete proprio ben pesato e complimenti anche e soprattutto agli organizzatori e allo staff che è stato una mano gentilissima. Cristiana Pollarò, seconda donna al traguardo. La tua gara in pillole, Cristiano? Allora, è stata una gara bellissima proprio, un percorso spettacolare, emozionante. Per me il training è stata magari vacanza, lascio il cronometro a casa e vado molto a sensazione. Silvia Serafini, già vice campionessa del mondo, di 6 anni. Si sente l'applauso su! Questo è uno sport sano veramente del ride, della corsa in montagna e tutto quello che riguarda questi aspetti di paesaggio. Di partecipare a questa splendida gara sono state encomiabili, veramente un grosso ringraziamento all'organizzazione che è stata fantastica e veramente ci ha permesso di fare questa corsa che è meravigliosa.